Presidente, a seguito delle recenti ondate di calore, si può parlare di emergenza siccità in Veneto? No, di emergenza siccità in questo momento no, ma di emergenza idrica sicuramente sì, perché è evidente che l'eccessivo calore e l'eccessivo calore sta portando a un consumo d'acqua anche dal punto di vista ambientale notevole, e quindi anche le piante e quindi i prodotti agricoli ne stanno soffrendo in modo enorme. Quindi siccità no, ma crisi idrica sicuramente sì. Cosa stanno facendo i consorzi per cercare di contenere questo fenomeno? Allora, i consorzi hanno una duplice funzione in questo momento: stanno dettando e stanno dando le linee guida per riuscire a dare l'acqua nelle aree turnate, per garantire che l'acqua ci sia. In questo modo garantiscono l'acqua nelle aree turnate, cercano di darla nelle aree di irrigazione di soccorso, ma soprattutto cercano di garantirla anche nelle aree dal punto di vista ambientale, perché credo che in questo momento sia la questione della fauna, sia la questione ambientale in sé, perché vedere un ambiente secco credo sia una cosa bruttissima, al di là del vederlo, anche nell'attuarlo. E quindi questo è il lavoro che oggi noi stiamo facendo. Stiamo garantendo attraverso 1200 dipendenti 24 ore su 24 una stagionalità importantissima, e stiamo quindi garantendo di andare a dare una risposta al mondo agricolo, alle imprese agricole, ma anche al territorio, sia dal punto di vista ambientale, ma anche di vivificazione dal punto di vista faunistico venatorio. C'è chi parla di rubare l'acqua. No, non si ruba nulla, anzi noi stiamo dal punto di vista legale mantenendo i livelli che ci sono stati dati dalla norma, la norma che oggi è in cantiere, che oggi è in vigore. Quindi la norma decide quanto e noi questo stiamo rispettando. Poi è vero ed è ovvio che questo calore sta aumentando anche l'evaporaspirazione dei fiumi stessi.